C'è molta paura del referendum, prova ne sia che l'agitazione ormai si percepisce. Il ritornello è chiaro: da una parte un governo che preme perché il Veneto deciso a conquistarsi l'autonomia lo faccia aprendo un negoziato, dall'altra lo stesso Veneto che vuole prima la legittimazione di un referendum che si annuncia plebiscitario. Palazzo Chigi e Palazzo Balbi, il braccio di ferro è servito. Mi sembra che prevalga soprattutto nella regione Veneto l'idea che è meglio un referendum rispetto a un negoziato. Io penso il contrario, penso che un negoziato ci porti più risultati. Ieri sera faccia a faccia tra Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Enrico Costa, con quest'ultimo ad aprire lo spiraglio dell'intesa, ma seguendo un percorso governativo. Il presidente della regione invece ribadisce: prima il referendum, poi ne parliamo. La Corte Costituzionale a sorpresa ha dato ragione a noi. Voglio ricordare che il governo Renzi ha impugnato la nostra legge per fare in modo che i veneti non potessero fare il referendum. La Corte Costituzionale con una sentenza esemplare ci ha detto dovete fare il referendum ed è in fase anteriore ed esterna, cioè vuol dire che lo dobbiamo fare prima della trattativa con Roma. Insomma, dice Zaia, Roma teme il peso politico che potrà avere l'esito del referendum e sembra mettere i bastoni fra le ruote. Prova ne sia che non ha ancora dato una risposta sull'Election Day chiesto da Zaia per l'ennesima volta solo qualche giorno fa. Il governo da parte sua ritorna sul concetto da sempre sostenuto. L'autonomia va intesa come buon federalismo, se è questo non solo va fatto, ma bisogna conquistarselo e penso che la strada migliore sia un negoziato col governo centrale. Ma Zaia tira dritto per la sua strada, l'esito delle urne, qualunque sia il giorno che verrà stabilito per fare la consultazione, non darà un effetto concreto, ma servirà per far capire come la pensano i veneti, un potere contrattuale per dare la seconda stoccata, quella più importante, un disegno di legge costituzionale in fase di progettazione con una richiesta molto chiara. Chiederemo ufficialmente al Parlamento di modificare la Costituzione con un disegno di legge statale promosso dalla Regione del Veneto per inserire il Veneto come regione a statuto autonomo come Bolzano.